semplicemente due parole e un saluto a questa iniziativa di Sardegna Nazione. Noi come organizzazione politica abbiamo dato una mano per quello che era possibile alla raccolta delle firme per il referendum contro il nucleare, e quello che abbiamo immediatamente come Sardegna Nazione ha depositato le firme, immediatamente abbiamo fatto un comunicato di pieno appoggio al referendum contro il nucleare. È naturale che nel momento in cui e se verrà fatto questo referendum noi ci metteremo sicuramente al fianco di tutte quelle organizzazioni e sicuramente al fianco e al servizio del popolo sardo per fare in modo che finalmente si dia una reale risposta popolare a questa, diciamo, non certo lodevole ennesima iniziativa dello Stato italiano nei confronti della nostra terra. Una cosa che noi, siccome in questi ultimi mesi stiamo girando le piazze di molti paesi della Sardegna presentando il nostro progetto politico, una cosa ci siamo accorti e che penso che sia palese a tutti, che davanti a questa situazione del nucleare esistono due posizioni ben distinte. Una è la posizione degli indipendentisti, che sono contrari alla presenza del nucleare non solo per una questione di tipo ambientale o ambientalista, ma soprattutto per una questione di sovranità nazionale e di ennesima ingerenza da parte dello Stato italiano. L'altra è quella che, diciamo così, attiene le posizioni di tutti i partiti italiani, ovvero sia che si mischiano tra l'ambientalismo e minacce di mafia o camorra, inserimenti di varie questioni, ragionamenti che poi fondamentalmente al nostro popolo poco interessano. Di una cosa siamo certi e lo stiamo, appunto, come dicevo prima, verificando in questi ultimi mesi, che se ci sarà il referendum sicuramente, molto probabilmente ci troveremo da soli come organizzazioni indipendentiste insieme al nostro popolo, perché non penso che nessuna organizzazione o partito politico italiano abbia l'interesse affinché il popolo sardo esprima la propria volontà contro il nucleare. Tant'è che avete visto che c'è subito stato un fermento nel Consiglio regionale dove si è cercato di proporre la promulgazione di una legge regionale contro il referendum, cioè contro il nucleare in Sardegna. Questo perché? Perché fondamentalmente la classe politica sarda, ovvero sia diciamo quella che è mischiata al sistema italiano, fondamentalmente non vuole che si esprima il popolo sardo, perché poi dopo, nel momento in cui il popolo sardo esprime la propria contrarietà al nucleare, deve anche ingaggiare una durissima battaglia contro lo Stato italiano. La classe politica italiana presente in Sardegna sicuramente non ha questo tipo di interesse di ingaggiare una dura battaglia con lo Stato italiano. Grazie.